Ciao amici telespettatori, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera, indovinate un po', abbiamo due ragazzi di Mazara del Vallo che cercano la loro anima gemella. Ma attenzione perché c'è una cosa strana, ora vi dico subito il perché. Ciao, tu sei? Giovanni. E tu? Francesco. Giovanni, quanti anni c'hai? 35. E tu Francesco? 32. 32. Allora, voi praticamente cercate l'anima gemella. Le gemelle. Solo però che c'è un problema, che voi siete attualmente sposati. Esatto. Sposato. Che tu? Io sì. Giusto? E tu sei sposato e hai figli? Sì, due. Quanti figli c'hai? 2. Mentre tu? 2 pure. E allora, quale sarebbe il problema? Praticamente... Voglio lasciare mia moglie e voglio incontrare un'altra donna. Mentre per te? Altrettanto io, perché sono stanco di andare appresso a lei. Allora, tu Giovanni, dimmi, come mai sei stanco di tua moglie? Perché non ce la faccio più, mi comanda, mi fa e mi Ti tratta male praticamente? mi tratta troppo male. In che senso? Che ti fa? Raccontaci qualcosa. Come ti tratta? Male, ma Ti dà botte? quasi quasi. A parte questo? A parte questo, Dai, parla, sbilanciati, non ti preoccupare. Praticamente è la donna che porta i pantaloni e noi dobbiamo obbedire alle cose. Dovete portare la gonnellina praticamente. Sì, Ma dimmi un po', ma fai le pulizie di casa pure? Quasi. Cioè siete Poi ridotti praticamente male? Abbiamo un amico che siamo orgogliosi di lui, che ha una moglie che la vorremmo come lui. È stupendo. Si chiama Rizzo. Rizzo si chiama di nome. E praticamente che fa cosa ha di cosa dice bello? il marito fa, invece da noi è tutto diverso. Voi dovete fare quello che dice vostra moglie. Tutto. E tu? uguale, L'ultima praticamente che ti ha combinato qual è? che mi ha combinato, mi ha fatto, io lavoro alle 4 di mattina, mi ha fatto alzare alle 3 per addormentare a mio figlio E lei a dormire? e lei dormire. Mentre per te? Per me è la stessa cosa. Dici, pensaci tu, dici che non mi interessa, io devo dormire, dici. Esatto, certo è una brutta situazione. Cioè, che succede? È una brutta situazione. Una situazione bruttissima. Ora noi cerchiamo una ragazza che deve parlare poco E ci deve ascoltare. e ci deve ascoltare quello, perché noi non siamo cattive. Esatto. Vabbè, che tipo di ragazza vai cercando tu? Bionda, prosperosa. No, oscura, Cioè, capelli. ti piacciono le more praticamente? Ti piacciono le mogli? Gli anni? Che età dovrebbe avere? La vuoi giovane o vecchiotta? 25. 25. No, io sono più giovane. No, 25 buone. Mentre per te? Sulla trentina, una bella bionda prosperosa che... Vabbè. E basta, poi l'importante è che ci capiamo il carattere. Ok. Questo sì. Mentre per rintracciarvi queste ragazze come dovrebbero fare? Possono telefonare al tuo numero telefonico? Sì. Quindi poi lasceremo il numero telefonico in sovraimpressione, sia quello tuo che quello tuo, Sì. giusto? Sì, molto. Va bene. E allora vi auguro buona fortuna, ok? Bene ragazze, amiche telespettatrici, per chiunque fosse interessato qua a queste ragazze sfortunati ragazzi di Mazara del Vallo, occhio però perché sono sposati, naturalmente si devono prima lasciare e poi mettersi automaticamente con la nuova ragazza. Tutto programmato. Tutto già. programmato Vabbè. già. Ripeto, per chiunque di voi fosse interessato qui a Giovanni, giusto? Sì. 35 anni, Sì. può chiamare direttamente il suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione. E per le ragazze che fossero invece interessate a Francesco, 32 anni, sempre di Mazara del Vallo, possono chiamare anche loro il suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione. Ok? Ciao da Alberto, ciao da Francesco. e ciao anche da Da Giovanni. ciao amici, a dopo. Oh yeah!